benvenuti a Noi Chiesa. Con la celebrazione delle messe vespertine inizia il tempo forte dell'Avvento. Caritas Diocesana ha preparato in questi giorni materiali, un pieghevole, che viene distribuito in tutte le parrocchie e in tutte le comunità. Contiene alcuni percorsi di approfondimento, alcune riflessioni sul lavoro di rete che è stato avviato e che viene consolidato proprio in questi mesi, nell'ottica di sostenere tutte, tutti e ciascuno a mettere sotto il proprio punto di vista, sotto la propria osservazione, tutte quelle povertà che troppo spesso restano nascoste. Inizia il tempo dell'Avvento, il tema del pieghevole che Caritas ha distribuito, sta distribuendo in tutte le nostre comunità è attendere e sentirsi parte. L'Avvento ci trova in qualche modo, ma quale attesa per le persone che ci sono prossime, Don Stefano, dal vostro osservatorio, per gli incontri quotidiani che voi fate, insomma, in che modo ci trova l'Avvento quest'anno? Di quale attesa stiamo parlando? Abbiamo scelto questi due verbi, attendere e sentirsi parte, forse perché non sono verbi scontati. Più che l'oggetto dell'attesa, forse ascoltiamo che tutti noi, e in particolare sono persone, storie che fanno fatica ad attendere. Si fa fatica perché innanzitutto sono persone, storie che leggono, vivono il futuro non più come una promessa, ma piuttosto come un problema, come una minaccia, come un tempo dal quale difendersi perché è pieno di incognite. E allora attendere diventa un verbo faticoso anche perché ascoltiamo sempre più storie sole e attendere vuol dire, credo, attendere con qualcuno e attendere qualcuno che ci attenda. E questo forse fa parte di una di quelle povertà, fragilità sommerse che immediatamente non si vedono ma che noi incontriamo. E allora l'altro verbo, sentirsi parte. Ascoltiamo storie che non si sentono parte perché appunto sempre più ai margini, perché fanno fatica, perché non sperano più, perché hanno meno possibilità. E allora la Chiesa e la Caritas come espressione della Chiesa innanzitutto non vuole smarrire, vuole tenere vivo il contatto con queste storie, non vuole perderle e per quello che possiamo sentirci parte con loro, perché loro appunto possano uscire un po' da quel campo, da quella zona grigia dove appunto non si è con nessuno e non si è attesi da nessuno. Ci sono innumerevoli materiali che in questi giorni sono stati e verranno caricati sul sito internet di Caritas che possono aiutare tutti e ciascuno ad approfondire i temi legati a questo avvento. Uno è il report di Caritas Italiana che individua la situazione delle nostre realtà a livello nazionale, quindi non diversa dalla nostra. Che cosa è emerso da questo, Don Stefano? Cioè, che cosa vi ha colpito di più? Ma sicuramente il titolo che Caritas Italiana ha voluto dare quest'anno al report, che è Fuori campo, e che è un'immagine appunto plastica che dice subito come sempre più persone sono fuori campo, che vuol dire proprio fuori dall'attenzione e dalla visibilità. Tutti noi abbiamo presente povertà che ci incontrano, magari ci disturbano, ma ce ne sono molte altre più sullo sfondo che non si vedono. Caritas Italiana parla di povertà, fragilità silenziose, non visibili, multidimensionali, cioè che coinvolgono tante dimensioni della persona. Un tema della povertà è il tema, ad esempio, della violenza, ogni tipo di violenza, sicuramente sulle donne, ma non solo. Questa è una povertà che spesso noi non leggiamo nei tessuti delle relazioni. Violenza vuol dire anche una violenza a volte istituzionalizzata, il non poter più accedere ad alcune
possibilità di cui hai diritto. C'è tutto il tema che è di grande attualità anche nella discussione, però che noi immediatamente non la leggiamo come povertà, è la povertà energetica, che concretamente poi si traduce nella gestione anche della casa per le persone, non poter sostenere il costo delle bollette. C'è il tema molto silenzioso ma presente che noi possiamo solo intravedere del gioco, delle dipendenze del gioco, che a volte non sono l'origine ma sono una conseguenza della solitudine di cui parlavamo prima. Diventa quasi una forma di rifugio. Ecco, ci sono questi temi trasversali che appunto portano lentamente le persone fuori campo, a non essere più viste e riconosciute. E forse loro stessi si pongono fuori campo, ecco. E questo forse è quello che la comunità cristiana invece deve tenere vivo, un po' come Gesù ci racconta nel Vangelo, ecco, le persone fuori campo, fuori dall'attenzione, fuori dalla stima, Gesù le ricolloca al centro. E questa è un po' la grande scommessa e credo la grande consegna che ci viene fatta. Ecco, perché le persone vengano viste occorre ovviamente un lavoro di rete sul territorio, non essere soli, insomma, quello che stavi dicendo tu. Che tipo di lavoro di rete sta facendo Caritas adesso sul nostro territorio? Ma è un po' quello che abbiamo scritto anche su questo sussidio dell'Avvento. Abbiamo scritto le strade che stiamo percorrendo, quindi abbiamo voluto un po' raccontare dove Caritas sta cercando di camminare, ma insieme ad altri. Infatti abbiamo scritto anche la rete che stiamo tessendo. Sempre più ci accorgiamo sulla nostra pelle come sia importante non solo fare rete nel senso più tecnico, ma ascoltare, capire, trovare possibilità insieme ad altri. Per noi è fondamentale questo lavoro con le parrocchie, con veramente la generosità di tante comunità, sia dei preti che del nostro vescovo, ma di tanti laici. Tutti i nostri servizi non sarebbero possibili senza di loro. Quindi le comunità cristiane, altre realtà del nostro territorio, sia della Chiesa, ma anche laiche, realtà del terzo settore e anche le amministrazioni comunali, le istituzioni. In questo Depliant abbiamo segnato un progetto che da un paio d'anni, Never Give Up, che è un progetto di inclusione sociale sul tema della casa e del lavoro, soprattutto per giovani. È stata un'esperienza fondamentale di rete, dove mi permetto di sottolineare questo verbo come Caritas, dove impariamo. Si impara anche dagli altri e con gli altri, sguardi, parole e anche traiettorie nuove. E questo è fondamentale, è una forma di carità, perché farlo così insieme forse ci permette di individuare delle reali possibilità da poi spendere insieme alle persone. Ci saranno diversi appuntamenti ovviamente, ne ricordiamo solo alcuni, poi ci sarà modo ovviamente di tornarci con più calma. Il 13 di dicembre arriva la luce della pace qui nella nostra diocesi, quindi l'appuntamento è per tutte e per tutti. Sì, l'abbiamo voluto mettere, è anche qui un incontro, un momento di preghiera che recente di questi ultimi anni, ci arriva da fuori, bello, è la luce di Betlemme, ci ricorda sì il tema della preghiera, ma ci ricorda un luogo che sappiamo in questo tempo segnato, la Terra Santa, la Palestina, veramente da violenza. E allora ci sembra bello anche in un percorso che da tempo con gli obiettori di coscienza anche Caritas sta facendo, ma tutta la nostra Chiesa veramente sul tema, sulla dimensione della pace. Quindi questo è un altro di quei momenti preziosi dove proviamo a dirci dove vogliamo essere. Vogliamo essere in uno spazio di pace. Questo è uno degli appuntamenti. Ci piace in questa linea ricordare anche la domenica successiva, il 21,
in collaborazione con l'ufficio dei migranti diocesano, un momento di festa, pranzo, giochi, danze insieme, multietnico, con le realtà presenti nel nostro territorio, perché ci stiamo accorgendo che il nostro territorio è multietnico, in seminario, condividendo il pranzo, anche qui condiviso anche da tanti paesi diversi, e poi un momento proprio di convivialità, di festa, sempre in seminario. Andiamo a Sestri Levante, dove si è svolta quest'anno la giornata diocesana dei giovani, un appuntamento organizzato dalla Consulta diocesana di pastorale giovanile che è stato incentrato sul tema dell'amicizia. Hanno partecipato oltre 300 ragazze e ragazzi, e per tutti l'invito è quello a prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di partecipare alla prossima GMG che si terrà a Seul nel 2027. Le domande, quelle che è difficile ascoltare e a cui è ancora più difficile rispondere, sintetizzate su cartelloni colorati, hanno accolto nella parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra oltre 300 ragazze e ragazzi da tutta la diocesi per la serata loro dedicata. Le domande e i pensieri riportati su foglietti li hanno attesi in chiesa, perché il tema che la Consulta diocesana di pastorale giovanile ha scelto per questo appuntamento è stato quello dell'amicizia. Quindi la lettura e il lavoro comune sul messaggio di Papa Leone per le giornate diocesane dei giovani, un messaggio che invita ad un'apertura missionaria a partire dalla qualità delle relazioni, poi la cena e infine un secondo momento di lavoro a partire dalle domande che fin dall'inizio sono state la trama della serata. Grande raccoglimento nonostante la partecipazione massiccia di persone da ogni parte della diocesi. Io, essendo stato al Giubileo a Roma, sono venuto qua con la speranza che l'esperienza molto positiva fatta di una settimana a Roma non si fermasse appunto a quella che era la piazza San Pietro, ma che appunto potessimo portarla anche qua a Chiavari, nella nostra diocesi. Per te? Io invece non sono stato al Giubileo e volevo in qualche modo provare a sentire cosa hanno provato i miei amici giù. E questa sera come va? Questa sera benissimo, è bello vedere tanti giovani riuniti per un solo scopo. Che cosa ti ha spinto a venire qui questa sera? La bellezza di condividere e partecipare a un'attività tutti insieme. E questa sera abbiamo scoperto un po' il tema dell'amicizia, quindi legato appunto allo stare insieme, e un'esperienza simile l'ho vissuta quest'estate al Giubileo dei Giovani a Roma, dove appunto abbiamo condiviso 3 giorni insieme con il resto del mondo, e tra cui anche una notte a Tor Vergata con il Papa. Occasioni come queste sono preziose proprio per continuare a mantenere dei legami a livello diocesano. Sì, assolutamente, perché appunto è quello per cui partecipo a questi incontri, il condividere, insomma, stare insieme. Ti chiami? Serena. Da dove arrivi? Da Ciragna. Questa sera la cosa che ti ha colpita di più? Il pensare a un amico e a riscoprire l'amicizia che ci unisce tutti insieme, anche il passare serate del genere è sempre molto bello, anche al Giubileo dei Giovani quest'estate è stata un'esperienza bella. Quell'esperienza che hai vissuto quest'estate, che cosa ti ha lasciato nel tuo quotidiano? Il pensare sempre agli altri e non lasciare niente indietro, pensare sempre agli altri comunque. Non ci sono relazioni senza incomprensioni, ha sottolineato il vescovo portando il suo messaggio alla fine dell'incontro, ma occorre non permettere alle incomprensioni di mettere fine alle relazioni e non ci possono essere relazioni senza sincerità, ha aggiunto Monsignor De Vasini, invitando al rispetto, alla fiducia, alla franchezza e quando serve al silenzio, che è opportuno quando attende l'altro nei suoi tempi. Una fiducia che poi deve attraversare paura, generosità reciproca, fedeltà nel custodire gli altri, fede nella presenza del Signore che è costante, anche quando sembra nascondersi. Nel corso della serata i giovani sono stati invitati a prendere seriamente in considerazione l'invito a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù del 2027 a Seul, le cui iscrizioni chiuderanno a novembre 2026.
Come sapete è in corso in questi giorni il primo viaggio apostolico di Papa Leone in Turchia e nel Libano. Abbiamo chiesto, per quanto riguarda in particolare la tappa turca, abbiamo chiesto a Don Federico Picchetto, direttore della Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Chiavari, quali siano le ragioni e i significati di questo viaggio. È iniziato il primo viaggio apostolico di Papa Leone, la prima tappa è la Turchia. Intanto, perché la Turchia? L'occasione prossima sono i 1700 anni del Concilio di Nicea che ha chiuso i battenti nel 325, convocato da Costantino per mettere ordine nella vita della Chiesa in seguito al dilagare dell'eresia ariana. Ma dietro questo viaggio evidentemente c'è molto di più, perché la Turchia, anche per forma geografica, è un ponte tra Oriente e Occidente e quindi è un viaggio altamente simbolico per la vita della Chiesa ma anche per la geopolitica. Ecco, il ponte è stato proprio il simbolo scelto, diciamo, per questo viaggio apostolico. È stata un'immagine che anche il Papa ha richiamato nel primo discorso che ha fatto al pubblico. È un messaggio che vale più per la Turchia al suo interno o per la Turchia e i paesi vicini? Ma io credo che le lenti con cui guardare le cose che dice il Papa sono multiple. Quindi dobbiamo da un lato guardarla nel contesto globale. La Turchia si muove in un asse est-ovest, le repubbliche centroasiatiche cercano di emanciparsi dalla custodia di Mosca e trovano nella Turchia un ruolo nuovo, una possibilità nuova di collegarsi con l'Occidente, con l'Europa. Le repubbliche centroasiatiche portano gas e quindi in qualche misura l'Europa ha tutto interesse a passare per la Turchia. Ma la Turchia è anche il ponte di collegamento tra il nord, appunto Mosca, ma anche i paesi baltici, col sud, col Medio Oriente, e il ruolo che ha giocato strategico sia in Libia che nei paesi coinvolti nelle recenti crisi geopolitiche. Poi la Turchia internamente è un meticciato di tradizioni. Nella stabilissima cultura islamica rappresentata dall'impero ottomano si inserisce una cultura più laica che dal 1922 con Ataturk diventa un po' la cultura nazionale. Questo non copre sia la resiliente presenza cristiana, che con l'impero bizantino per secoli ha abitato quelle terre, ma anche le minoranze cristiane e non cristiane che ospitano quella regione, i curdi e gli armeni su tutti. Legato all'anniversario del Concilio di Nicea c'è appunto l'unità delle confessioni cristiane. È un tema che sta a cuore a Papa Leone particolarmente. È un viaggio che presumibilmente era già stato programmato prima con Francesco. Allora, questo è un viaggio simbolico anche a livello ecclesiale per tre motivi. Primo, perché fa vedere come Leone si muove in scia di Francesco. Questo era un viaggio altamente programmato precedentemente e aveva sempre avuto questo carattere simbolico. Poi, secondo, fa vedere l'interesse che Leone ha, anche con la lettera apostolica in Unitate Fidei, con cui ha accompagnato questo viaggio, a promuovere all'interno della vita della Chiesa il tentativo di un dialogo che sia sempre più qualcosa di più di un dialogo, ma sia un avvicinamento concreto alle chiese, e ripartire dal primo concilio che accomuna tutte le chiese è fondamentale. Ma terzo, credo che questo sia un messaggio anche di riconciliazione. Il Papa sta cercando di operare all'interno della vita della Chiesa un'opera di riconciliazione tra le sue anime e anche tra le varie sensibilità che la Chiesa offre. Quindi è un viaggio che anche a livello ecclesiale si mostra diverse letture, si offre diverse letture e sfaccettature. Quando potremo sapere quali sono stati gli effetti, sia a livello simbolico sia a livello più concreto di questo viaggio? Ma anche qui due avvertenze. La prima avvertenza è che noi agiamo in un modello produttivo, quindi per noi gli effetti sono qualcosa che produciamo. Siamo tutti figli di una mentalità capitalista che vede nella produzione il termine dell'azione, e quindi magari non avremo questo tipo di produzione, avremo sicuramente un processo che viene in qualche modo accelerato da relazioni, rapporti umani, contatti che via via si arricchiscono e portano a qualcosa che a un certo punto sboccia. Concretamente ci sono poi delle cose interessanti su cui porre l'attenzione, ne citiamo una più di tutte: la data della Pasqua. Già Francesco aveva dimostrato una disponibilità a celebrare una Pasqua unica nel mondo cristiano, col mondo ortodosso.
questo è sul tavolo, potrebbe essere uno dei frutti di questo viaggio, insieme a una fortissima affinità col patriarcato dell'allora Costantinopoli, oggi di Istanbul, che si mostra sicuramente molto dialogante nei confronti di Leone. C'è il rischio che viaggi apostolici, quando sono in paesi non propriamente democratici come la Turchia, possano essere anche usati propagandisticamente da questi governi? Ma allora, il Papa è sempre il Papa, quindi quando arriva il Papa, il potere in qualche misura cerca di utilizzarlo, perché è una figura, si direbbe a livello proprio di marketing, è un love mark, quindi in qualche modo funziona promuovere il Papa, stare col Papa, no? Dipende in quale proiezione, in quale traiettoria arriva il Papa. Se arriva il Papa in una traiettoria ascendente, viene utilizzato come traino; se arriva il Papa in una traiettoria discendente, viene utilizzato o come epilogo o come forza di attrito ad una caduta che il leader sta vivendo in quel momento lì. La Turchia si prepara ad un avvicinamento, le prossime elezioni politiche non si preannunciano in continuità con quelle che abbiamo visto fino adesso. Deduco che quindi questo viaggio internamente abbia una ripercussione significativa, quantomeno per parlare alla minoranza cristiana, che è piccola ma esiste, e per parlare poi soprattutto al contesto europeo, che guarda la Turchia sia con grande stima, speranza per il ruolo che può esercitare, ma anche con un certo timore, perché comunque negli ultimi anni ha rappresentato certamente un'incognita. Andiamo nel Golfo Paradiso, dove il gruppo Scout ha concluso in questi giorni i festeggiamenti per i suoi primi 60 anni di vita. Ogni anniversario non è solo una data, ma una storia fatta di persone che incarnano e prendono su di sé la storia più grande e ne fanno tesoro portandola nell'oggi. Gli scout sono presenti nel Golfo Paradiso da 60 anni e il gruppo Scout Golfo Paradiso è stato fondato esattamente 50 anni fa. Centinaia, forse migliaia di ragazze e ragazzi sono passati attraverso i gruppi, i reparti e gli appuntamenti. Per celebrare questa data per tutta la durata di un anno ci sono stati diversi eventi e il culmine è stato il campo di gruppo dell'estate scorsa in Trobio, sulle montagne lecchesi. Il 22 novembre l'appuntamento conclusivo di tutto questo percorso, iniziato nel pomeriggio con giochi scout nel cortile della sede e proseguito con la messa, celebrata da Don Piero Spinetta, assistente ecclesiale regionale per gli scout, già assistente ecclesiastico di gruppo appena uscito dal seminario a fine anni 80, da Don Davide Casanova, assistente ecclesiastico di gruppo, e da Don Giuseppe, parroco di San Giovanni, dove il gruppo ha la sua sede. Durante la celebrazione sono state rinnovate le promesse di Lupetti e Scout. A seguire nel salone parrocchiale è stato proiettato il documentario Per strade non battute di Stefano Noiold, che ripercorre i primi 20 anni di vita dello scautismo a Recco, con interviste ai giovani di allora che per primi accettarono di vivere l'esperienza scout e gettarono le basi per la nascita del gruppo e il suo consolidamento nel tessuto sociale del Golfo Paradiso fra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. È stato Francesco Tamburrino nel 1965 a fondare le prime squadriglie libere di Recco e Camogli e poi del reparto maschile Altair, che al tempo facevano parte del gruppo Genova Levante. Negli anni successivi si è creato il primo branco di Lupetti e nel 1975 è nato il vero e proprio gruppo Golfo Paradiso, che ha raggiunto la sua completezza nel 1979 con la nascita del reparto Shalom femminile. Attualmente il gruppo è composto da circa 120 censiti, divisi nelle varie branche. Lupetti dagli 8 ai 12 anni, dei due branchi Occhio di Primavera e Ancus del Re, Scout e Guide dai 12 ai 16 anni del reparto Antartica, dai Rover e Scolte, ossia dai 16 ai 20 anni di noviziato e del Clan X e dalla comunità Capi. La serata si è conclusa con la cena e con il cerchio dove scout di oggi e di ieri hanno potuto rinverdire canti e danze della tradizione scautistica. Torniamo nel nostro territorio diocesano e parliamo della giornata del dialogo cristiano-islamico che si è svolta a Chiavari all'Auditorium dei Filippini con un pomeriggio di condivisione. Questo momento per il quale siamo arrivati forse un pochino in ritardo, perché ufficialmente la giornata è a ottobre
però c'era forte comunque la volontà di incontrarsi, di farlo, per cui tra di noi come commissione, ma anche con un gruppo di amici musulmani, abbiamo pensato ad un momento di famiglia più che altro, come si condivide una merenda, quindi loro fanno il tè con i dolci perché è tipico della loro cultura. Noi inizialmente pensavamo alle caldarroste, poi era veramente un po' macchinoso farle e quindi dobbiamo ringraziare gli uomini di Ruinà che ci hanno preparato il castagnaccio. Questo momento sarà lietato da musica e anche testi che sono stati scelti di autori conosciuti da tutti, autori islamici ma anche cristiani, quindi San Francesco piuttosto che Khalil Gibran. E ci sarà chi legge e ci sarà anche chi canta. È stato molto bello lavorare insieme tra di noi. Veramente dal segno della volontà di proseguire sul percorso che è stato iniziato negli anni e che è sempre andato avanti, perché negli anni sono state fatte marce, sono stati fatti convegni e anche momenti di convivialità. Si parte dalle cose condivise in comune per fare un cammino insieme. Si parte dalle cose condivise, pensare che valori come l'amicizia, come la pace, come la libertà, partendo anche dal documento Nostra Aetate, di cui quest'anno si ricordano i 60 anni, questo come dire che la Chiesa è molto più avanti dei fedeli, perché ancora noi troviamo resistenze e già si era avanti proponendo questo documento. Che però tutto questo lo possiamo condividere veramente da fratelli e sorelle e questo è una cosa che dà tantissima speranza. Una giornata per incontrarsi, conoscere e condividere un cammino, quello tra la comunità islamica del Tigullio e quella cristiana cattolica. Che momento è stato questo? Un momento bellissimo, come vedi la gente si è riunita qua per scambiare culture e per scambiare anche idee, per costruire di ponti per trovare un'area di comunicazione, perché ci abbiamo tanto da incontrare e ci sono poche cose che mi fanno separare. Come si è svolta la giornata? La giornata si è svolta come vedi che abbiamo portato un po' di dolci marocchini, poi loro hanno portato la castagnata e scambiamo anche il mangiare oltre la cultura. Importante, sì. Condividere comunque unisce sempre. Sì, condividere sempre con la condivisione delle culture troviamo sempre di risultati positivi e piacevoli. Ecco, numericamente la comunità vostra quante famiglie sono, come si compone? Quante famiglie? Oggi sono una decina di famiglie, ci sono anche i bambini che stanno divertendo anche a giocare e a scoprire altre culture. Nella solennità di Cristo Re, ultima domenica del tempo ordinario, le telecamere di Teleradio Pace si sono accese nella parrocchia di Sant'Eufemiano di Graveglia per la trasmissione della messa domenicale. Domenica prossima, invece, 30 novembre, le nostre telecamere saranno a Pianezza di Cicagna. Trasmetteremo la Santa Messa alle 11:15 su Teleradio Pace 2 al canale 85. Ora vediamo il servizio. I nostri re sono potenti, invece Gesù è un re che ama, ma non è quella la potenza che vuole Gesù. Gesù perché sappiamo che è potente in un altro tipo di regno, un regno di giustizia, di pace, di amore, di bene, di libertà, di verità. Nella solennità di Cristo Re dell'Universo, le comunità sono invitate dalla liturgia a riflettere su cosa significhi regalità.
Telepace ha offerto questa riflessione a tutta la Liguria attraverso la celebrazione nella parrocchia di Sant'Eufemiano di Graveglia. Al termine del tempo ordinario la comunità si è ritrovata per una celebrazione che sa di casa. Nel tempo ordinario in una casa accadono le cose più semplici e al tempo stesso più dense di significato, come quando una famiglia intera, chiede di celebrare i sacramenti dell'iniziazione cristiana e la comunità l'accoglie come a casa. È stato molto bello quando mi hanno cercato per chiedere il battesimo ed è un po' speciale perché tutta la famiglia, sono in 5, però hanno già una storia comunque cristiana, ma non sono stati battezzati. Allora inizieremo, l'abbiamo già iniziata, ma continueremo la preparazione. A gennaio celebreremo il battesimo e cresima degli adulti. Accolti dalla comunità, come accade a tutti coloro che varcano la soglia di questa chiesa che raduna nelle proprie attività anche persone che vivono nelle comunità vicine. È una comunità molto vivace, i bambini sono molto partecipi e anche noi quando possiamo facciamo di tutto per aiutare qui questo grande prete che noi abbiamo e anche questa grande chiesa e questa comunità che è molto attiva. C'è il catechismo, ma anche i gruppi familiari che si incontrano, portano avanti un cammino. Certo, ci sono tantissime attività che coinvolgono tutta la famiglia, non solo i bambini o non solo noi adulti, ma che coinvolge tutti quanti noi e noi ci siamo sempre partecipi quando possibile. Il gruppo giovani della parrocchia, animate anche la liturgia con il canto, il coro, che realtà è la vostra? Ma penso che la nostra sia una bellissima realtà, stiamo rianimando forse una parrocchia che era anche di età avanzata, ecco, siamo tanti giovani, è bello vedere appunto la partecipazione non solo di noi un po' adolescenti, ma anche di tanti bambini che cantano volentieri, che spesso magari tengono i cartelloni così e quindi aiutano anche magari facendo i chirichetti ed è molto bello appunto questa cosa che la Chiesa sia giovane, ecco. Quali le attività che fate? Cosa fate? Noi prima della messa facciamo il catechismo e di solito ci dividiamo in gruppi e facciamo le nostre lezioni, ma spesso, forse una domenica ogni mese, organizziamo dei giochi da fare con i bimbi e spesso facciamo anche delle scenette per coinvolgerli al meglio. È una bella comunità, io ovviamente vivo qua fin da quando sono nato naturalmente e ho visto vari momenti nella comunità. Devo dire che in questa fase è un gran bel momento, ci sono tantissimi bambini, c'è una bellissima atmosfera, la comunità è più viva che mai, quindi è un dato sicuramente che non può far altro che piacere. Sono contento perché ci si trova bene insieme e c'è un buon clima di amicizia, di fraternità, quindi si riescono anche a fare buone cose insieme, a partecipare anche alla messa, ma poi a tante attività. Ecco, tanti giovani, tante famiglie, una comunità viva. Sì, un po' sicuramente dipende dal fatto che qui in zona abitano tante famiglie giovani con tanti bambini, quindi poi risulta anche più viva la comunità. Io naturalmente nel mio cerco di favorire la partecipazione, quindi di capire un po' anche cosa può aiutarli a essere partecipi di tutto, dalla celebrazione eucaristica ma poi delle varie attività che organizziamo. La comunità di Graveglia inizia il tempo dell'Avvento coinvolgendo innanzitutto i più piccoli. Iniziamo l'Avvento, sì, intanto con i bambini e le famiglie prepareremo le corone d'Avvento e poi anche la vendita di quello andrà per una rampa che abbiamo intenzione di fare qui dalla nostra chiesa per i disabili, quindi pensare un po' anche a loro. E l'Avvento io pensavo quest'anno di essere condotto da una linea sul pensiero che Gesù è in mezzo a noi, anzi chiedergli sempre di più, comunque vieni in mezzo a noi in ogni rapporto, in famiglia, genitori e figli, tra marito e moglie, tra amici, ecco un po' nel nostro stare insieme sempre più chiedere Signore vieni. Inizia l'Avvento dunque, inizia il tempo della domanda e del desiderio. Questo regno di armonia, di pace, di fratellanza, dobbiamo costruirlo insieme qui, oggi con me. Allora ecco, dobbiamo desiderare questo regno. Andiamo in Val Fontana Buona ed in particolare nella parrocchia di San Colombano di Vignale dove ci sono stati i festeggiamenti per il patrono.
Per la piccola comunità di Vignale di San Colombano Certenoli la festa patronale è un momento per ritrovarsi tra la dimensione devozionale e quella più conviviale. Quest'anno, dopo la messa solenne domenica mattina, era presente il vescovo diocesano al pomeriggio per il vespro della processione solenne con l'Arca del Santo. San Colombano Abate è il titolare della parrocchia e patrono del comune di San Colombano Certenoli. Monsignor De Vasini ha sottolineato il fatto che sia stato un monaco missionario, un tratto che deve essere proprio anche della Chiesa, che ha senso solo se annuncia e testimonia. Cita quindi Papa Leone che nella sua prima omelia ha usato la metafora del lievito. La Chiesa è missionaria quando è lievito di pace e di speranza. La Chiesa è missionaria quando senza pretese di superiorità si fa inquietare dalla storia, che legge alla luce del Vangelo, che legge ascoltando i fratelli e le sorelle. C'è anche però un ultimo passaggio da fare. La Chiesa è missionaria quando si prende cura degli ultimi, dei poveri, degli emarginati, degli invisibili, di quelli che non contano nulla agli occhi del mondo. Allora, quando questo si compie, la Chiesa è una Chiesa autenticamente missionaria. Il parroco Don Bonaventura Duimana ha ringraziato i presenti e tutti coloro che si sono spesi per rendere possibile tutti questi momenti di festa. Vorrei ringraziare i portantini, gli amici che ci hanno aiutato a portare il Cristo. È impegnativo, ma anche bello vedere l'immagine di Cristo che cammina in mezzo a noi, in mezzo alle nostre case. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.